Vi stiamo raccontando la realizzazione di questo nuovo ospedale di Montebelluna. È importante sapere, conoscere il termometro dei sindaci. C'è una conferenza ovviamente che ha seguito questi lavori, anzi ha seguito fin dall'ideazione e ha dato risposta ad un bisogno. Incontriamo il sindaco di Castelfranco Veneto, Gomerato, sindaco di Crespano del Grappa, Cunial. Allora, sindaco, immagino che ci sia comunque sempre soddisfazione quando un'opera così importante sta raggiungendo la meta. Beh, certamente, perché era un progetto convincente, ha trovato la giusta determinazione da parte della conferenza dei sindaci, da parte della direzione dell'ULSS, a partire dal dottor Redigolo. Il dottor Mason sta portando a termine questa intrapresa, questa sfida, 2 unità di ricovero, assistenza e cura complementari, alte specialità su Castelfranco, territorio su Montebelluna, però tutte e due realtà di eccellenza in un'area metropolitana che pienamente giustifica 2 realtà come queste a servizio della salute dei cittadini. Grazie sindaco. Cunial, a microfoni spenti dicevamo tutto questo percorso è stato importante perché siamo riusciti a tenere fuori la politica. Certo, è stata data la priorità al servizio, anche se qualche tentativo c'è stato, ricordo qualche assemblea infuocata proprio in quelli di Castelfranco, e comunque è veramente un piacere vedere che questi risultati si ottengono attraverso la collaborazione di tutti, perché si pensa prima di tutto al servizio ai cittadini. Io credo che poi, al di là delle valutazioni e di qualsiasi altra considerazione, quello che conta è la struttura che fra neanche un anno tornerà a funzionare. Quindi è importante per tutto il territorio questa iniziativa, che aveva anche dei punti sicuramente difficili da superare. Mi pare che sono stati superati sia dal punto di vista tecnico che gestionale che amministrativo, quindi adesso se fin dal primo mattino si vede il buongiorno, credo che avremo soddisfazione entro la fine dell'anno. Grazie Cunial, un'ultima battuta con il sindaco di Castelfranco che aspetta altre notizie da quello che abbiamo capito. Sì, diciamo che Castelfranco, centro di alte specialità, è in attesa di una risposta dalla Regione per la radioterapia che va a completare, diciamo, il prospetto generale di cura a Castelfranco Veneto. È nelle tabelle regionali fin dal 2002, contiamo che la risposta arrivi presto e che effettivamente poi il servizio sul territorio sia davvero un servizio di eccellenza. Allora, grazie Sindaco, tra poco reincontriamo il direttore generale Mason, chiederemo a lui quindi se ha notizie fresche in tal senso e parleremo anche del pronto soccorso di Montebelluna. A tra poco. In questi giorni a Milano si sta tenendo il più grande appuntamento internazionale dedicato al turismo. La BIT fa registrare ogni anno numeri da record ed, essendo la vetrina del turismo di casa nostra, la Regione Veneto non poteva mancare, presentando anche quest'anno interessanti novità, a cominciare dalla scelta dell'allestimento, che abolisce la tradizionale suddivisione per consorzi, come spiega Paolo Rosso, commissario regionale al turismo. Una suddivisione per isole, le isole dei tematismi, le grandi isole del turismo veneto, che sono in grado di esprimersi compiutamente al turista, per cui evidentemente via gli steccati amministrativi per proporsi al turista e offrire al turista la gamma ampia, amplissima gamma che il Veneto sa offrire. Noi crediamo che le grandi aree tematiche, i grandi prodotti, le grandi destinazioni non possano essere vincolati da limiti istituzionali, perché non è comprensibile comunicativamente a livello internazionale dal visitatore, dal viaggiatore. Ancora una volta è un simbolo veneziano a rappresentare l'intero sistema veneto, fatto di montagne, mare, laghi, terme e enogastronomia, perché Venezia rimane la città simbolo del turismo veneto. Indubbiamente dobbiamo tener conto di questo, perché è il turista, e soprattutto il turista internazionale, conosce Venezia, poi può conoscere effettivamente il Veneto, del grande sforzo che stiamo facendo. Dal 20 febbraio al 20 giugno torna anche quest'anno la primavera del Prosecco, con 17 mostre da scoprire nelle colline tra Conegliano e Valdobbiadene, la zona storica dove si produce il Prosecco superiore di qualità di OCG. In virtù di questa novità anche la manifestazione ha deciso di cambiare volto, a cominciare dal logo, che ora mette in evidenza il carattere territoriale dell'evento enogastronomico più celebre del Veneto, come ci spiega Leonardo Muraro.
un nuovo logo, per cui un nuovo brand territoriale, ma soprattutto una nuova edizione di una primavera del Prosecco, 17 eventi che caratterizzano la primavera dell'Alta Marca, da Valdobbiadene a Cordignano a Conegliano, e questo è un grande evento per una promozione che è possibile grazie alle Proloco. A dar vita a questi 17 eventi accanto all'Associazione Mostre ci sono loro, i volontari delle Proloco, impegnati in questa maratona che ogni anno sa portare oltre 300.000 visitatori nella pedemontana trevigiana, come ci spiega Giovanni Folador, coordinatore del comitato organizzatore. Questa manifestazione che vuole far sì che la gente venga sul territorio e capisca dove in effetti il prodotto è superiore, questo è lo scopo di questa nostra manifestazione. In questi giorni la primavera del Prosecco è presente alla BIT di Milano e alla Fiera del Turismo di Monaco di Baviera per promuovere gli eventi e le novità del 2010. 2 fiere scelte in particolare per il target turistico a cui si rivolgono, principalmente turisti italiani, austriaci e tedeschi, i più interessati al Prosecco superiore e alle bellezze del territorio di produzione. Rientriamo nel nostro studio ideale dedicato a Montebelluna, questo ospedale nuovo. Come promesso, le conclusioni, rincontriamo Renato Mason, direttore generale dell'USL 8. Abbiamo parlato di questa nuova costruzione. 18 novembre 2010 sarà la data fatidica. Io spero proprio di sì, in questo senso stiamo lavorando, c'è la consegna di questi 22.000 metri quadri finiti. A quel punto si trasferiscono i reparti dal vecchio, linete, fra virgolette, vecchio ospedale al nuovo. Pronto soccorso di Montebelluna, un pronto soccorso diciamo che può essere migliorato. Certissimamente, una delle prime cose su cui ho insistito è che il pronto soccorso attuale è un pronto soccorso inadeguato, inadatto, qualche volta uso anche un'espressione forte, è un pronto soccorso da quarto mondo, neanche da terzo mondo. In questo senso abbiamo predisposto un progetto di massima che la Regione ha già approvato pochi giorni fa, a dir la verità. Adesso dobbiamo trovare le risorse economiche che sono un problema, ma è compito della direzione generale affrontarlo. Ho due regali che mi aspetto per San Valentino 2011. Il primo è siamo partiti col nuovo pronto soccorso, pur sapendo che dobbiamo andare avanti per fasi, ci metteremo 3-4 anni, ma dobbiamo mettere mano fin dall'inizio. Il secondo regalo che mi aspetto per San Valentino 2011 è completare le strutture sanitarie, cioè i reparti, con le professionalità necessarie. Già ci sono buonissime professionalità qua dentro l'ospedale di Montebelluna, continuare su questa strada e potenziare quindi il personale, potenziare la risposta alle esigenze dei cittadini. Direttore, ultimissima battuta, abbiamo sentito la soddisfazione anche del sindaco di Castelfranco Veneto e vi eravate lasciati poi con questa speranza di portare radioterapia a Castelfranco Veneto. Io continuo a sperare, confidavo anche questo di avere un regalo di Natale 2009, non è arrivato, ma siccome è notorio che io sono un po' caparbio, un po' determinato, continuo a fare tutte le iniziative, tutte le azioni per portarlo. Confido, magari fosse così, fra qualche settimana poter dire ce l'abbiamo fatta. Allora, io la ringrazio davvero della cortesia di questa testimonianza e speriamo di avervi raccontato davvero quello che volevate sentire, ovvero che qui a Montebelluna e nell'USL 8 si fanno davvero grandi cose per i cittadini. Noi ci fermiamo qui e Cronache Trevigiane, come sempre, tornerà la prossima settimana. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.